I poliziotti della Digos e i carabinieri di Padova hanno bussato all'alba. Denunce e perquisizioni nei confronti di esponenti dei gruppi antagonisti di tutto il Veneto. 7 persone sono state denunciate per violenza e resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali ad appartenenti alle forze dell'ordine. Gli episodi risalgono allo scorso novembre e sono avvenuti tutti a Padova. Il primo nella notte del 5 novembre, quando una macchina dei carabinieri è stata cerchiata da una quarantina di persone del centro sociale Pedro che volevano impedire il controllo di un ragazzo in via Ticino. Il giovane era stato fermato dai carabinieri che lo volevano identificare. Ha iniziato ad urlare per richiamare gli attivisti del Pedro che sono accorsi con i volti coperti, accerchiando l'auto e aggredendo i militari. Appena 4 giorni dopo, i militanti dei centri sociali invece sono stati protagonisti anche di violenti scontri con la polizia durante uno sgombero di un alloggio popolare in via delle Melette, zona Palestro, e poi sotto la sede dell'Ater di Padova. Visti gli episodi ravvicinati, la procura aveva deciso così di aprire un'indagine che ha portato oggi alle 7 misure nei confronti di esponenti di spicco dell'area antagonista padovana, veneziana e trevigiana. Per tutti l'obbligo della firma in questura, per 4 di loro anche l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Eseguite dalla Digos di Padova e dai carabinieri anche 13 perquisizioni in abitazioni a Padova, Vicenza, Venezia e Treviso a carico di altrettante persone, tutte indagate. Durante le perquisizioni la Digos ha sequestrato ad un attivista 3 pistole tipo soft air senza dispositivi di sicurezza.